Ciao ragazzi, benvenuti a Garda, un toponimo che rappresenta l'evoluzione della voce longobarda di Varda, che significa luogo di guardia, di osservazione dall'alto, soprattutto per scopi militari, come è avvenuto per tanto tempo, soprattutto durante il Medioevo, ma anche all'epoca della Serenissima. E la rocca, proprio per questo, è uno dei simboli di Garda stessa, perché lì ad esempio fu imprigionata anche la regina Adelaide e da lì si controllava il traffico di questa grande baia, il Golfo di Garda, uno degli emblemi di questo paese che si protende fino a Punta San Vigilio, uno dei luoghi più affascinanti di tutto il lago. È un'esperienza toccante da tutti i punti di vista, dal punto di vista umano, dal punto di vista della resistenza fisica, dal punto di vista dell'impegno che un amministratore deve avere nei confronti del ruolo che svolge e anche nei confronti della cittadinanza e della comunità che rappresenta. Quando una persona si impegna e ci mette anima e corpo in quello che fa, nel ruolo che svolge, vedere le persone che soffrono è qualcosa che è devastante, però dobbiamo guardare al futuro con speranza, dobbiamo pensare a ripartire. Sì, si potrà ritornare, non nell'immediato ovviamente, sarà molto difficile e molto lunga. Alcuni esercizi commerciali saranno agevolati, sarà un po' più semplice aprirli, altri sarà molto più difficile aprirli anche per le distanze in se stesse. Quest'anno noi probabilmente riproveremo a riaccogliere il cliente italiano perché sono anni che noi lavoriamo con l'80% di clientela straniera, l'italiano c'è ma molto meno e quest'anno aspettiamo anche i nostri vicini veronesi che vengano a fare un giretto, non solo la domenica ma cercando di vedere e apprezzare quello che non hanno mai apprezzato, hanno visto solo come un momento di sfogo. Sono convinta che ce la faremo.